Lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat piling mo na... Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Ritorniamo in quella di Saigareda per la solita saga di Saigareda che si svolge nel mese di giugno. Siamo in compagnia del presidente e del vicepresidente, rispettivamente Franco Fadduzzo e Andrea Bello. Facciamo parlare il vicepresidente questa volta, ogni tanto tocca anche a lui l'incombenza. Andrea, intanto ben ritrovato, è un piacere essere qui con voi. Si parte da grande perché oggi abbiamo voluto stare qui fino all'ultimo. Come vedete dietro di noi c'è poca gente, ma vi assicuro che fino a un attimo fa questo posto era veramente ingestibile perché siete andati in difficoltà. Ma insomma abbiamo dato il meglio, c'è stata qualche piccola difficoltà, ma insomma la gente è stata soddisfatta fino alla fine. Parlavate di un migliaio di presenze. Sì, diciamo un migliaio, dopo insomma non è che ci mettiamo, adesso è un po' presto per i numeri. Il menù, era una serata particolare? Stasera è la classica serata dedicata al pesce. È una serata che ormai da anni dedichiamo, diciamo, a un menù diverso al nostro classico, menù di pesce grigliata, il menù principale, e poi con i vari contorni, la frittura e quant'altro. Andrea, un'altra domanda, logicamente questo è il penultimo weekend, diamo un appuntamento al prossimo weekend, non prima di aver ringraziato comunque le numerosissime magliette nere che abbiamo visto tantissimi volontari girare per... È il fiore all'occhiello della nostra Proloco. In questi anni abbiamo incentivato parecchio, diciamo, la pubblicità nei confronti soprattutto dei genitori. Hanno accolto probabilmente perché stiamo lavorando molto bene e quindi i ragazzi sono qua entusiasti di poter partecipare e ne abbiamo altri di scorta che sono lì in attesa. Adesso, intanto ti ringraziamo, abbiamo mangiato anche noi un buonissimo piatto di pesce, diamo appuntamento per il prossimo weekend, ma soprattutto... Weekend sicuramente, visto che abbiamo parlato di ragazzi giovani, il prossimo weekend si chiude sabato sera 15 giugno con la festa che abbiamo, diciamo, dedicato, anzi abbiamo reso protagonisti i giovani con una festa che loro si sono organizzati in tutto per tutto e noi, diciamo, un po' avanti nell'età ci siamo dati, diciamo, come manforte, ecco. Come ricordavamo, ogni serata è stata accompagnata anche da un bel gruppo musicale. Certo, ormai la tradizione è che l'orchestra, diciamo, per chi vuole venire a ballare non deve mai mancare ed è sempre una bella scenografia e coreografia. Andrea, Franco, noi intanto ti ringraziamo per questo invito e diamo appuntamento oltre al 15 giugno anche ad agosto per la prossima iniziativa. Il prossimo grande evento nostro è il 2 di agosto con Sentieri di Vino. È una festa che facciamo nel parco, uno dei parchi qua del comune di Saigareda, Parco Sant'Alban Gratuit, e dedichiamo, diciamo, a tutti i frutti gastronomici del nostro territorio, con tutte, diciamo, le aziende che fanno ristorazione, quelle che, diciamo, decidono di partecipare. E non mancheranno chiaramente le cantine che sono il nostro fiore all'occhiello. Giustamente. Quindi, come avete capito bene, telespettatori giovani e non meno giovani, 15 giugno vi aspettiamo qui a Saigareda per l'ultimo weekend della saga e poi vi aspettiamo il 2 agosto per la degustazione delle varie cantine qui in parco. Intanto ringraziamo Andrea, Franco e tutta la Proloco perché è stata un'accoglienza veramente spettacolare. Vi lasciamo andare a riposare e noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Entertainment.